Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Ragazzi, oggi sono tornato con questo nuovo video per forse chiamerò questa serie Load to Leggenda. Allora ragazzi, è rientrato di nuovo nel clan e mi ha condiviso dei replay. Allora ragazzi, come possiamo vedere, Eri ha fatto 1, 1, 1, 1, 4 attacchi da più 1, perciò in una sessione da 6 ore ha fatto più 4, oh mio dio, più 4 coppe. E in difesa quanto gli avranno fatto? Se li fanno una stella minimo 15 coppe. Allora vediamo in classifica italiana. C'è il nostro amico Gigi No Cirillo che è in testa. Mamma mia ragazzi, record italiano 4989 coppe. Perciò lui rimane nella top 1. E subito dietro abbiamo il nostro amico Harry Free. Attualmente sì, ancora secondo con record 4973. Vediamo che attualmente in Italia ci sono 1, 2, 3, 4, 5... 6 giocatori sopra le 4900 coppe. Questi 6 giocatori sono quasi prossimi alla Lega Leggenda. Vediamo se ci saranno colpi di scena o come Peace che arriva primo in leggenda. Vediamo un po' la difesa di Harry. Allora lui attualmente dovrebbe essere online. Vediamo se è online. Sì, da 2 ore che non raccoglie, ma sì, secondo me sì, è nei Emirates, perciò è online ora. Secondo me ora Harry si sta facendo i fatti suoi e avrà l'iPad tipo là che sta cercando. Allora andiamo a vedere e a commentare insieme gli attacchi di Harry. Primo attacco l'ha fatto praticamente a uno che aveva la sua stessa difesa, solamente che ce l'aveva all'incontrario. Mongolfiere Mastino, vediamo, facciamo penetration. Insomma ne fa solamente una stella, dato che non gli serve niente prendere anche i Town Hall, dato che pagava solamente una coppa. E molto probabilmente non ha utilizzato neanche gli eroi. Ragazzi, sto guardando questi replay per la prima volta insieme a voi perché voglio che sia qualcosa di, diciamo, più sostanzioso. Non so, non mi viene la parola ora. Più reale, ecco, più reale. 45%, 46%, 50%. Easy, easy. Insomma, voglio commentare per la prima volta questi attacchi in modo tale, cioè, di non sapere già il risultato, anche se qua c'è già il risultato, ma solo dettagli, cioè quello di vederla per la prima volta e commentare insieme a voi, nel senso, in modo più realistico. Ecco, forse ora mi sono spiegato meglio. Allora, vediamo qua, prende, ok, gelato questa, gelato di nuovo quella multipla, e i mastini e le mongolfiere entrano quasi scialli. Vediamo, allora, quante stelle ha fatto? Ho fatto una stella anche qua, ragazzi, è facilissimo fare una stella titano. Aspetta, ho detto una cazzata, cioè è facile, relativamente facile, nel senso che i top player una stella scialli lo fanno tutti. In Lega Titano è importante farsi villaggi che non subiscano 2 o 3 stelle, perché vincere una difesa è quasi impossibile. O ti è capitato il sfigato di turno che gli cade un barbaro per sbaglio e non ha tutte le truppe complete per attaccarti, e non ho più batteria. In carica. Il terzo attacco che andremo a vedere è sembra un più 1, peccato, però è un 2 stelle. Secondo me le ha fatto 2 stelle solamente con le mongolfiere. Ragazzi, studiamo bene la tecnica d'attacco di Harry. Probabilmente lui prima di attaccare guarda attentamente il villaggio, avrà quei 20-30 secondi, inizierà a calcolare tipo qua 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Forse ne mette anche 3 per difesa, sì, ne mette 3 a difesa, come vedete qua, ce ne sono 3, 4, qui in questo caso 4, questo altro 5 perché si sono uniti. Vediamo, guardiamo, forse ora li prende anche no, distrutta la mongolfiera. Ok, siamo messi maluccio. Il draghetto ancora in vita. Ragazzi, siamo a 42%. Harry è ancora un gigante. Ha fatto entrare il spaccamuro. Boom, patapum, all'akbar. Spaccato, dai, ok, benissimo. No, benissimo un corno, sono usciti gli scheletrini odiosi. Siamo al 42%, mette la veleno e distrugge questi scheletrini odiosi. Guardate il filo del mastino che sta ancora distruggendo qua. Come il re barbaro qua? Che no, vabbè che deve prendere il 50%, tanto gli dà una coppa lo stesso. Se fossi stato io sarei andato qua sotto a prendergli anche un po' di black. Destroy the caserma. Ragazzi, barbarini, arcieri, sgherri, sì, cosa ho detto? Preso il black come avevo supposto, 53,
Oh mio Dio, sono usciti gli scheletrini odiosi. Però vediamo che la regina 40 è la regina 40. Tra poco abilita l'abilità. Cosa cazzo ho detto? Ragazzi, ecco qua, la regina 40 fa la differenza. 3000 di bottino. E i bonus a Titano 1 quant'era? Insomma, fanno circa 5000 di nero ad attacco. Ultimo replay, allora, è stato fatto... Madonna, che villaggio enorme. Questo qua è... Cioè, non ho mai visto sto villaggio qua a coppe. Vediamo come Harry ce lo sfonda. È un +1, cioè sembra una coppa. Ragazzi, guardiamo che ci sono un po' di risorse in questo villaggio. 6500 di nero, che non è per niente poco. Il Volano veramente odiosissimo. Se non ci fosse stato il Volano, attualmente i top player si fanno quasi tutti a vicenda a 3 stelle. Oh mio Dio, è entrato al centro e siamo già a 29%. Anzi, ma che già? Siamo a 29%, 33. No, guardate qua, è rimasto poco niente di vita a sto deposito. Ok, vediamo. Regina sopra, Re Barbaro dove? Ecco qua sotto. Regina e Re Barbaro garantiscono quasi sempre il 50%. Però ragazzi, guardiamo sotto che nel coso là delle truppe disponibili ci sono tante truppe di paraculo, perché fare un 49% a Titano 1 e perdere 49 coppe, con le 49, sì 49, 39 solitamente sono 39, è come buttare via una settimana e mezzo di gioco e non è piacevole. Ok ragazzi, e anche per questo Road to Legend, ragazzi scusate, anche per questo Road to Legend è finito. Ditemi sotto nei commenti per chi tifate o se tifate per Gino, Cerino, Harry o Chicco. Comunque nella top. Wow, abbiamo anche un obiettivo sbloccato, prendi ricompense. Oh mio Dio, 5 gemme, money grab, dislike. Ah, per quelli che me lo stanno chiedendo ragazzi, questo qua è uno dei miei tanti account. E solo che questo qua è un pochino più piccinino perché è Town Hall livello 3. Potrei fare qualcosa con questo account. Ditemi sotto nei commenti se volete che vi porti qualche video con questo Town Hall qua, o al massimo lo alzo verso il 7 e l'8. Ok ragazzi, questo è veramente tutto per il video oggi. E come al solito seguitemi anche sulla mia pagina Facebook che è sotto in descrizione, e anche sul mio account Instagram. Questo è tutto e noi ci vediamo al prossimo video.